Mister Amura, oggi possiamo dire che finalmente ha visto il Savoia che vuole? Sì, sicuramente sotto l'aspetto motivazionale e della concentrazione sicuramente. Una squadra che ha risposto alla grande, tutto quello che avevo chiesto io l'hanno fatto con molta accortezza e questo è sintomo comunque di una squadra che vuole dimostrare a questo fantastico pubblico e a questa città che comunque loro lottano e sudano la maglia proprio per questa città. Ha notato anche forse un cambiamento di atteggiamento dovuto alla presenza del pubblico qui al Giro, un cambiamento di atteggiamento soprattutto nella psicologia della squadra? Sicuramente noi abbiamo detto in termini non sospetti che comunque ci mancava qualcosina sia sotto l'aspetto dei punti, sia sotto l'aspetto motivazionale e proprio il pubblico. Il pubblico sicuramente, come si suol dire, è il 12° uomo in campo e secondo me qui a Torre Nunziata lo è veramente. Se prima della pausa natalizia aveva chiesto a gran voce un difensore alla società, ma arriverà o no? Oppure il mercato è chiuso? No, adesso il Presidente ha detto che non arriverà, però secondo me se c'è qualcuno che può fare al caso nostro ed è pronto subito, io credo che possiamo fare il sacrificio. È stata una partita un grande dispendio di energie, soprattutto abbiamo visto, però dove forse fisicamente poteva calare il Savoia stava calando, soprattutto sul 2-0, forse poi è subentrato il cuore, che è proprio il cuore anche del pubblico che l'ha sostenuto fino al 95esimo e oltre. Sicuramente, pure perché diciamo che la partita loro non ci hanno mai impensierito. Quando stai sul 2-0 e poi subisci un'autorità del genere, sicuramente già incominci a pensare a qualcosa che non dovrebbe, non potrebbe accadere per come ci siamo espressi oggi. Però oggi i ragazzi hanno messo il cuore, il pubblico ci ha messo il tifo e comunque abbiamo completato l'opera con una grande vittoria. Prima del terzo gol, qualche tirata d'orecchie a Visentino per quell'azione in cui poteva chiudere la partita definitivamente passando al centro, invece da egoista insomma, ha voluto cercare lui il gol. Se il risultato fosse stato diverso, cosa avrebbe fatto? Il risultato diverso sicuramente avrei detto qualcosa, però c'è da capire, comunque il ragazzo aveva fatto al 95esimo, al 93esimo, ha fatto 30-40 metri palla al piede, la stanchezza comunque gli ha creato un brutto scherzo. Un allenatore di solito non ama parlare dei singoli, però oggi le ha fatto una menzione particolare alla prestazione di Fabio Padulano. Sicuramente Fabio comunque è un giocatore che noi abbiamo voluto a tutti i costi, un giocatore che io lo conoscevo benissimo già dai tempi quando lui è andato alla Juve, sapevo quello che ci poteva dare ed è questo Padulano che a noi ci può dare una grossa mano. Però sono ragazzi, comunque all'inizio stava in difficoltà a livello fisico perché veniva da Ischia dove aveva avuto dei problemi fisici e non giocava, però si è messo sotto e comunque ha dato modo all'allenatore di farlo mettere in campo. Ultima domanda per quanto mi riguarda, perché la scelta di Vitiello in luogo di Roccisano? No, una scelta dettata pure durante la settimana, dettata dal periodo natalizio, dettata da tanti fattori. Sicuramente io mi confronto con i miei collaboratori e comunque l'aveva visto un pochettino stanco. Ringraziamo il Dio che è andata bene, poi vediamo in settimana cosa succede.